a raccontare. Bene, io credo che possiamo chiudere qui questa parte perché riguarda Zambelletti e che riguarda la gestione delle emergenze, non senza appunto ricordare quello che ha fatto il professor Barberi. Perché se Zambelletti sicuramente è stato il padre della protezione civile in Italia, e vorrei dire non solo in Italia, ci torno alla fine, Franco Barberi è stato quello che davvero ha fatto qualcosa in due settori dei quali sempre si parla, soprattutto quando ci si trova tutti insieme in una grande sala, ma che poi come si esce da qui si dimenticano immediatamente, che sono la prevenzione e la previsione, no? Quante volte dice la protezione civile si basa su 4 pilastri: prevenzione, previsione, emergenza, ricostruzione. Benissimo, ormai sull'emergenza siamo diventati abbastanza bravi, c'è ancora molto da fare, ma sicuramente credo di poter dire che siamo diventati abbastanza bravi. D'altra parte, ripeto, anche in questo caso non lo dico io. Quando andai a Bruxelles a incontrare l'allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, perché stavamo facendo un bel programma di servizio civile europeo al quale Prodi teneva in modo particolare, lui nel corso poi del breve incontro che ebbe con alcuni presidenti di regioni che io accompagnavo a questo briefing, Prodi disse: ma io lo so benissimo che la protezione civile in Italia funziona alla grande, tant'è vero che il presidente Chirac, quando l'altro giorno mi ha chiesto ma come fate voi ad essere così bravi quando c'è un terremoto, subito tendopoli, cucine da campo, organizzazione eccetera, Prodi disse: ma io a Chirac gli ho risposto, ho detto certo, perché noi abbiamo in Italia una protezione civile nazionale che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio. Questo lo disse Romano Prodi, allora Presidente della Commissione europea, nel corso appunto di un incontro. Espresse un giudizio che di fatto veniva formulato dal capo di uno Stato nostro vicino e di un paese che anch'esso magari non ha tutte le emergenze che ci abbiamo noi, ma che comunque ogni tanto è costretto ad organizzarsi. Sebbene ogni tanto noi andiamo anche a dargli una mano ai francesi, come è noto e come abbiamo fatto in diverse occasioni, pure recentemente. Ma non è questo il punto. Sulla previsione e la prevenzione, è vero che siamo stati costretti anche lì a inseguire le tragedie, ma sono stati 2 momenti cardine di un passaggio verso qualcosa di davvero serio. Soverato e Sarno hanno comunque comportato 2 leggi volute da Franco Barberi, che ha avuto i suoi mal di testa e i suoi mal di pancia in Parlamento per riuscire a farle passare, che ci hanno permesso di fare un passo avanti molto importante. Ma siamo ancora lontani comunque dall'aver raggiunto risultati sufficienti. Ma l'altro giorno, quando sono andato a Ischia per la colata di fango, sappiamo quello che è successo a Ischia l'altro giorno, a prescindere dai soccorsi, anche di nuovo rapidissimi, elicotteri, vigili del fuoco, colonne mobili, forse c'era pure addirittura troppa gente che si occupava della materia, ma in questi casi è meglio abbondare se c'è coordinamento, è ovvio, perché altrimenti è un gran casino e basta. Ma a Ischia le cose hanno funzionato. Ma ci siamo messi a discutere sul fatto che quella era zona R3 e zona R4. Abbiamo parlato di PAI. E dico, ma fino a qualche anno fa non c'era neanche questo in Italia. Oggi noi siamo in grado di dire quali sono le zone a rischio perché Barberi ha voluto una fotografia vera del territorio italiano. Quindi abbiamo fatto un passo avanti, sicuramente significativo, ma non sufficiente. Qualcuno ha detto che se fosse stato installato il radar meteorologico sul Monte Comune sopra Vico Equense saremmo riusciti a evitare questa tragedia. Mi sembra davvero difficile. È certamente vero che noi questo benedetto radar meteorologico sul Monte Comune ancora non siamo riusciti a installarlo, perché è un parco e allora sembra che noi sembra che siamo quelli che adesso vogliono costruire la strada per favorire l'abusivismo dentro al parco, per riuscire a portare un radar. A parte il fatto che il radar possiamo portarlo con l'elicottero, ma poi bisogna di manutenzione. Ma comunque è un anno che stiamo cercando di montare questo benedetto radar sul Monte Comune. In Emilia Romagna l'abbiamo montato in qualche settimana e nessuno ha detto niente, anzi abbiamo insieme celebrato questo avvenimento perché è un avvenimento importante,
perché se non facciamo una previsione fatta bene, certe volte la prevenzione non si può realizzare. Ma la prevenzione, dopo appunto un'attività di previsione che ormai ha fatto passi avanti, è ancora ben lungi dall'aver raggiunto traguardi che noi ci possono soddisfare. Abbiamo parlato troppe volte, anche in questa sala, del fatto che i terremoti che ogni giorno di fatto colpiscono il Giappone lasciano tutti più o meno indifferenti e continuano a fare il loro lavoro. Un terremoto tipo quello del Friuli in Giappone oggi probabilmente, non so, professore mi dica lei, forse 1 o 2 vittime ci potrebbero essere, ma non credo che ci sarebbero quelle scene così strazianti che abbiamo visto. Perché? Perché appunto ormai lo sanno tutti, non è il terremoto che uccide, è chi costruisce in modo assolutamente indegno. E allora su questo credo che sia utile soffermarsi un attimo. Erano decenni che si aspettava di avere una nuova classificazione sismica del nostro territorio. Erano decenni che si litigava per stabilire come si doveva costruire in sicurezza nelle aree cosiddette a rischio sismico. Ci è voluta un'altra tragedia, quella di San Giuliano di Puglia, il crollo della scuola, per prendere un impegno e cercare di concludere anche questa avventura. Ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti pochi giorni fa, il 28 di aprile di quest'anno, quindi non sono state poche settimane, è stato qualche anno. Adesso abbiamo i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. È stato un lavoro duro, faticoso, è stato un lavoro a cui in effetti tutti hanno garantito un contributo a questo gioco di squadra a cui ha fatto riferimento prima anche Mario Morcone. Il mio ringraziamento va al professor Barberi, va al professor Calvi, va a Mario Luigi Bruschini, a Demetrio Egidi, a tutti quelli che hanno fortemente voluto questo decreto. Va a Gianfranco Morettone e a Guglielmo Berlasso, perché lo sanno anche di nuovo tutti, non è la prima volta che lo dico, da quando Morettone è diventato il coordinatore degli assessori di protezione civile nel nostro paese, le cose sono cambiate. C'è quel gioco di squadra che prima non che non ci fosse o che non si voleva realizzare, ma per 1000 ragioni era complicato, era difficile, perché ci vuole impegno. Nulla si riesce a portare a casa se non ci si butta dentro completamente coinvolti. E poi appunto da questo provvedimento altri ne seguiranno. Alcuni investimenti siamo riusciti a farli riuscendo a trovare soldi dalle pieghe delle diverse leggi finanziarie. Fino ad oggi abbiamo speso in questi ultimi anni 872 milioni di euro per mettere in sicurezza scuole, edifici pubblici e quant'altro. Non sono cifre imponenti, ma non sono neppure bruscolini, se questi soldi vengono utilizzati bene, rapidamente, laddove serve. Ma consentitemi di concludere con altri 2 o 3 punti molto rapidi. Vi ho parlato di Ischia, vi ho parlato dei piani di assetto idrogeologico. Vi dico pure che se il 29 di agosto del 2003 nella Val Canale, in questa regione, ci fosse stata la stessa situazione, diciamo, edilizia, urbanistica, che c'è in certi territori del mezzogiorno del nostro paese, i morti non sarebbero stati 2, i morti sarebbero stati indubbiamente alcune decine, se non alcune centinaia, perché purtroppo in un'Italia a macchia di leopardo, dove molte cose al sud funzionano meglio che al nord, penso ad alcuni centri funzionali per parlare del nostro settore, però in questa terra l'abusivismo edilizio è stato sicuramente combattuto. In altre parti del nostro paese non è successo così. In certe regioni della Campania purtroppo l'abusivismo è una piaga devastante,
Non ci sono piani di emergenza comunali, non ci sono vigili del fuoco, non ci sta nessuno che può fronteggiare nel caso in cui accada una colata di fango, per non parlare di scosse di terremoto e di quant'altro, che sarebbe in grado di evitare nuove tragedie. Ma noi andiamo a vedere i numeri. Guardiamo solamente quello che riguarda Ischia: 955 irregolarità di abusi nell'ultimo anno, 187 i procedimenti, 14 le condanne, 2 le demolizioni. Allora, cari signori, io credo che è inutile anche in questo caso, no, fare troppe discussioni. Certamente dobbiamo essere un paese garantista, ma su certe